Siamo a Sandrigo, tra l'altro io da amministratore locale e poi da anche provinciale ho promosso il bosco che c'è nella parte delle risorgive del Tesina di Sandrigo, ma soprattutto ricordiamo che è la legge del 2003 della Regione che inizia questa avventura, che porta appunto anche questa sensibilità ambientale, ma anche di ripristino e recupero di angoli del nostro territorio che vale la pena di essere appunto riscoperti, utilizzati anche dal punto di vista dell'attività, diciamo così, del tempo libero delle persone. Quindi stiamo creando e stiamo mettendo in rete appunto sul territorio veneto una serie di iniziative che creano queste aree appunto di recupero ambientale, di recupero anche di piante autoctone che riportano, ripeto, alcuni angoli del nostro territorio alla vecchia impostazione, al vecchio splendore anche. Sì, diciamo che una delle sfide più importanti che ha anche l'agricoltura del nostro Veneto è quella della sostenibilità, e nell'interno del concetto di sostenibilità c'è anche il ritorno di queste presenze che una volta erano in tutta la pianura delle nostre foreste planiziali, delle foreste comunque originali, di quel polmone verde che tanti cittadini ci richiedono e che ahimè si è perso per mille motivi, vista l'urbanizzazione, visto magari le infrastrutture, visto anche l'agricoltura che si è specializzata molto nella meccanizzazione. Quindi riportare le siepi o i boschi in pianura, in quegli spazi comunque che sono magari in abbandono, che sono marginali, ma anche magari intorno alle aree urbane, è sicuramente la sfida dei prossimi anni. Quando 15 anni fa chi ci ha preceduto ha deciso di investire sul territorio che è a nord di Sandrigo, dove nasce peraltro il Tesina, dove ci sono le sorgenti, è stato scelto di mettere a dimora questi 17 campi di bosco e, non pensando che avesse uno sviluppo bello come quello che ha avuto, ha investito sulla capacità di rendere, di diversificare quelle che sono le caratteristiche del territorio. Fatto, e ci tengo a dirlo, tutto in house, nel senso che a differenza di altre iniziative sorte in regione, dove comunque è stato possibile realizzare questi boschi col contributo regionale o della Comunità Europea, qui a Sandrigo non è stato chiesto un euro a nessuno.